In questi giorni si parla molto di possibili tagli alla politica, partendo da uno snellimento dei vari organi di governo. La Regione Veneto come pensa di attuare questi tagli? Lo abbiamo chiesto al governatore Luca Zaia. Il massimo rispetto del Consiglio regionale. A me piace che voi sottolineate questo aspetto. Io non ho mai fatto prove muscolari del Consiglio e non sono il tipo che le farà mai. Dico semplicemente che c'è una istanza da parte dei cittadini che è chiara, che è quella di dimezzare i parlamentari e dimezzare i componenti delle assemblee regionali e comunali. C'è il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e esponenti autorevoli anche del mio partito che hanno fatto comunicazione e parlato di questo nascente decreto da portare in Consiglio dei Ministri per il dimezzamento dei consigli regionali e dei parlamentari. Noi abbiamo questa situazione che è unica, siamo la prima regione, qua bisogna dire prima il Veneto, che si ritrova ad avere proprio la discussione in queste ore in Consiglio regionale. Approfittiamone per scrivere 30 al posto di 60. Poi si vuole o non si vuole, ognuno risponderà alle proprie idee, alla propria coscienza, alla propria visione della politica. Per quel che mi riguarda, se c'è un emendamento scritto 30 io voto sì.